Bene raga, ciao a tutti, raccomando Verziano, siamo su Pro Cycling Manager 2019 raga. Allora, cominciamo con la modalità Pro Cyclist Mode come abbiamo fatto qualche anno fa. Siamo come sempre specialisti nella corsa tappe e scalatori. Voglio fare anche la modalità diciamo con la squadra, con i veri ciclisti e anche una modalità con lo zoccolo duro, anche se però c'è un problema, nel senso che con lo zoccolo duro non so che editor usare perché cioè nel senso il database, il problema è che non posso usare questo database con tutte le robe ufficiali, quindi dovrei usare un database un po' del cazzo con i nomi finti. Adesso vedremo come fare, se non può pensare, però intanto direi di cominciare con la Pro Cyclist Mode che è una delle più belle. Allora, eccoci qua, abbiamo 19 anni, siamo con l'Androni giocattolo in Continental Pro. Queste sono le caratteristiche per il momento, siamo a livello di normale perché poi devo un attimo riprendere la mano leggermente. Queste sono le abilità bellissime che possiamo diciamo aumentare il livello, tipo non so, del carisma, diventi più influente all'interno della squadra, ottieni più punti, esperienza ogni mese. Molto bella questa cosa che hanno messo. Allenamento il solito, adesso siamo a preparare per la tappa, per le 7 tappe del San Juan d'Argentina. Come obiettivi di stagione mi hanno messo questi, ho lasciato questi, io non so se andremo al Giro d'Italia, però vedremo insomma, non credo però. Sinceramente non saprei che altro fare per un attimo capire come funziona tanto tempo da maggio a luglio. E niente raga, adesso siamo qua per la tappa Argentine, che abbiamo 2 tappe di montagna, speriamo di fare bene e di prendere qualche punto per cominciare a migliorare l'abilità. Siamo il 27 gennaio. Io direi di partire subito con il Giro d'Argentina. Ok ragazzi. Ok, cominciamo andando in testa. Solo per questa prima gara andiamo di facciamo tutta la tappa, poi chiaramente come si dice faremo a tagli come al solito. Sono un po' avanti, che dovrei fare il ritmo, no? Per il ritmo lavoro. Vediamo se è giusto. Ok. Sì, ma non voglio stancarmi proprio subito, eh? Grazie. Ok, gregario, chiaramente. Ci dobbiamo ridurre, ma sta buono. Sta buono. E non posso neanche ammazzarmi all'inizio. Sì, come secondo me, come telecamera può andare bene così intanto, dai. Queste chiaramente non sono le mie tappe. Sono anche molto in forma, devo dire, ma no. Ok, siamo tornati su Pro Cycling e godo. Il gel non mi serve in questo momento. Chiaramente dopo quando registreremo più tappe, questi punti qua morti chiaramente li taglio perché non hanno proprio senso. È normale che all'inizio come nell'altro Pro Cycling siamo dei gregari di merda, quindi è normale che ci vorrà tempo per fare le gare quelle belle. Andiamo un po' a tirare. Così aiutiamo. Se no poi mi dicono anche merda. Facciamo vedere, se facciamo vedere dalle telecamere. Ok. E Marchetto va. E Marchetto va. E Marchetto va. Obiettivo 8 km su 30 ho fatto. Devo farne 30 allora. Fatemeli fare. Oh 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 oh. Fatemeli fare. Oh 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 oh.
15 su 30. Mi fanno stancare come dei porchi lodri, ma va bene. Se non so quanti siamo. Ok, cambi. Ok, sposiamoci un attimo. E dopo rifacciamo gli altri. Che belli obiettivi che ho, ragazzi, sono soddisfatto dei miei obiettivi. Sono queste le cose che mi fanno capire quanto è bello essere un gregario di merda. Dai, torna davanti, Marchetto, grazie. Se possono darmi punti esperienza in più, io ho bisogno adesso di migliorarmi. Non lasciarmi al freddo, poverino. Io devo fare i miei obiettivi da gregario. Oh. Sì, Pelucchi, madonna, Pelucchi, Zerotti Maroni, Pelucchi. C'è già la faida interna tra ditte Pelucchi. Ma mi fai andare in testa un po'? Grazie. Dai che se non faccio l'obiettivo mi spaccano i maroni. Niente. Posso fare l'obiettivo. Possiamo andare più veloce? Ok, vai. Vai Marchetto. Adesso moriremo però. Non so mica se ce la faccio a fare l'obiettivo, eh. Mancano 60 km, fammelo fare. Ok. 23 su 30. Devo un attimo riposarmi adesso. Bisogna un po' prendere la mano. Sì, non andare troppo dietro però. Dai. Niente, non ce la fa, non ce la fa. Fammi fare i chilometri. Dopo puoi anche morire. Dai, resisti, resisti. Allora, usiamo adesso il niente. Non ce la fa più. Il Marchetto non ce la fa più. No, non ti staccare però. E si stacca il culo. Ho esagerato, raga. Sono staccata. Un po' di gente si è staccata. Vabbè, dai, che spazio. Devo un po' prendere la mano. Ho fatto il possibile, ho cercato di fare l'obiettivo dei 30 km, ma proprio non ce l'ho fatta. Ok, Pelucchi, secondo. Ci siamo staccati un po'. Certi sono staccati, più scandalosi. Va bene, dai. Adesso devo un po', ripeto, devo un attimo prendere la mano, perché sennò Fioi, cioè, la vedo un po' dura la cosa. Sì, bravo, bravo. Ecco. Sicuramente non posso vincere sto giro. Ok, ciao. Vediamo se mi hanno dato qualcosa. Soddisfazione manager, è contento. 31 su 30, lavoro eccellente. Vabbè, quello che dovevo fare l'ho fatto, godo. Sinceramente, devo fare questo, ho fatto questo.
Ok, allora facciamo anche la seconda tappa e poi chiudiamo il primo video. Eccoci qua ragazzi, allora ho fatto i 30 km come il solito, quindi l'obiettivo diciamo della squadra l'ho fatto, sto proteggendo un po' Pelucchi, così sto prendendo un po' di fiato anch'io, pianino diciamo. Mancano 13 km, poi diciamo la parte finale è una bella salitona, che chiaramente non abbiamo le caratteristiche, cioè, per carità, siamo scarsi, però con la gente che c'è davanti, insomma, la vedo un po' dura, ecco. Adesso direi di andare un po' avanti e vedere che succede, insomma. Uh-oh, the pack is quick in the pace. Io vorrei fare anche qualche gara un attimino, io capito sono un gregario, però io voglio essere anche l'anarchico. Sono 10 km di una bella salitona, eh? Only 10 kilometers left. Ok. Se non so chi sono i big, beh c'è gente comunque molto superiore a me. Però devo cominciare a testare la forza e la classe del Super Cube. Se riusciamo un po', vediamo, sono curioso, no, proprio no, non ce la fa, povero Cube, proprio non ce la fa. 5 kilometers remaining. È proprio è ancora una pippa obesa il Cube. Ma beh, è morto perché ho dovuto tirare troppo, quindi quando tiri troppo, And they keep on il Cume attacking. ovviamente Anyone si that's slowing stacca. fast definitely won't be able to keep up. L'importante però che sia contenti del lavoro che ho fatto per i compagni. Splendid solo win and a Vince well-deserved one. Pozzovivo. Ok. È ancora dura per noi essere dei gregariotti. And just in case you missed them, Ok, here are the race risultati. highlights. Vediamo se sono contenti. Benissimo. Valutazione lavoro eccellente. Solo che ora che saliamo di coso se ne vorrà un po'. Va buon raga, dai, il primo video è andato. Spero possa piacere come è stato in passato Pro Cycling Manager. La modalità diventa un mito, diciamo. Niente, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!